Va ora in onda L'Avvocato risponde. A te la linea, Massimo. Eccomi amici, buonasera. Scusate il ritardo, saluto Sveva. Abbiamo avuto un piccolo problema con i nostri mezzi di telecomunicazione, in particolare Teams, e quindi dovevano inizialmente essere con l'avvocato Collovati, invece sono per il momento da solo. Poi lei si attaccherà tra poco in diretta, cioè nella seconda parte, o meglio, in diretta, e quindi parto prima io. Intanto saluto tutti, buonasera, sono in diretta qui nel mio ufficio di Milano, causa condizioni meteorologiche proibitive, perché a Milano c'è un tempo, signori, che è da paura, quindi oggi purtroppo non sono potuto essere in studio e quindi mi collego direttamente da qua. Insomma, ma è uguale, insomma, potete benissimo intervenire in diretta. Chiamatemi in diretta, fatemi compagnia, vi lascio tutti i contatti inizialmente. Allora 0292 94 7222 per telefonare in diretta e parlare con me, domandarmi domande riguardanti temi giuridici, fiscali, tributari, insomma di tutto e di più. Cercherò di rispondere come sempre a tutti. Poi su WhatsApp 340 670 9659. E quindi questi sono i contatti. Poi c'è la mail, l'avvocato risponde, che potete anche scriverci. Di cosa parliamo oggi? Ma innanzitutto voglio prima parlare di un aspetto giudiziario che può essere interessante un po' per tutti, no? Mi sto riferendo, nel senso che si stia un po' la cronaca e tutti noi ci stiamo entusiasmando, ma anche da un certo punto di vista siamo anche un po' diciamo, stupefatti di come si è evoluto il procedimento di Garlasco, no? Voglio fare questo 2 o 3 minuti, voglio spenderli su questo processo che inaspettatamente si è riaperto, inaspettatamente fa cambiare completamente lo scenario in gioco, ma quello che mi duole evidenziare è che dal punto di vista processuale giuridico, giudiziario, meglio ancora, credo che a distanza di 16 anni che non sappiamo ancora chi ha ucciso di fatto la povera Chiara Poggi, è un fatto che secondo me è diciamo così, clamoroso, perché comunque dopo tanti anni che ancora addirittura delle prove pare che non siano state, delle tracce di sangue non siano state esaminate con cura da parte degli inquirenti, lascia aperta un fianco molto molto grande nella Procura della Repubblica a questo punto di Pavia, perché ritengo che a distanza di tanti anni riandare ancora a riaprire, giustamente a questo punto, perché chiaramente se non è stato Stasi bisogna capire chi è stato e deve uscire, se sono più complici devono uscire le persone che sono state appunto che hanno commesso quel gravissimo reato. Ecco, questo anche per spiegare come la responsabilità anche da parte della magistratura, e qua mi riferisco in particolare alla riforma di Nordio che andrà a istituire, qualora passasse la norma, un'alta corte che dovrà giudicare anche sull'operato dei magistrati, perché è evidente che chi vi parla non mette in alcun modo in discussione la bravura degli stessi, mette in discussione il fatto che, come qualsiasi categoria professionale, ci debba essere una responsabilità, evidentemente, per gli errori che ciascuno commette. Li commettono i medici, li commettono gli architetti, gli avvocati di qualsiasi categoria professionale e rispondono per gli errori. È giusto che anche la magistratura abbia, in questa maniera la riforma di Nordio più che legittima, tracciato una sorta di codice ben scritto circa le proprie responsabilità. Questa piccola introduzione che esula un po' dagli argomenti di oggi, ma era doverosa alla luce di quello che sta accadendo. Abbiamo diverse punti, no, tra virgolette, che dobbiamo trattare questa sera. Io mi ero segnato in particolare 3 nella scaletta. Il primo, che può essere interessante, visto l'evoluzione che stiamo avendo in questi giorni, in questi mesi, il nostro studio, è quello relativo all'amministratore di condominio. Allora io la domanda che voglio porre a voi, la domanda a cui io so già
la risposta, ma la voglio porre a voi, è: cosa fare se l'amministratore di condominio è assente o non convoca l'assemblea? Cioè, sarà capitato magari a molti di voi di essere in un condominio nel quale l'amministratore non ottempera o non svolge, secondo quanto dovrebbe svolgere, il buon compito di amministratore. Magari non pone all'ordine del giorno delle delibere su espresse domande a cui voi fate, per esempio opere di manutenzione, opere di taglio, giardinaggio, insomma, qualsiasi cosa che può essere riferita a un fatto che coinvolge il condominio stesso, in cui l'amministratore è, diciamo così, responsabile circa il buon andamento del condominio. Questo è un tema frequentissimo, è un tema che si sta purtroppo aggravando nel corso degli ultimi mesi, nel corso degli ultimi anni, perché stiamo vedendo anche nel nostro studio un incrementarsi di cause, diciamo così, fasi anche stragiudiziali, di missive, di contestazioni nei confronti di amministratori di condominio alquanto preoccupante. Ora, non voglio ovviamente fare tutta un'erba un fascio, perché ci mancherebbe altro se io non, come di fare discorso molto simile a quello della magistratura, di qualsiasi categoria, tutti possono sbagliare, ci sono quelli più bravi e meno bravi, però chiaramente l'amministratore di condominio ha un ruolo molto importante, perché chiaramente amministra la casa di ciascuno di noi, dove spesso abbiamo la residenza, abbiamo la casa l'abitazione principale, viviamo con la famiglia, insomma abbiamo il diritto di vivere in un posto sano, salubre, messo in condizioni di una corretta manutenzione, di un'attenzione che a volte purtroppo gli amministratori vediamo che non ha. Addirittura problemi sulle nuove costruzioni abbiamo affrontato, di persone che hanno comprato casa e addirittura non riescono ad andare perché mancano i certificati di abitabilità, i lavori non sono ancora conclusi, hanno già pagato, per non parlare poi dei lavori bloccati col famoso Salva Milano. Ci sono dei cantieri che sono letteralmente bloccati perché ci sono delle delibere che non passano e che non consentono all'impresa appaltatrice di proseguire appunto con lo svolgimento dei lavori. Allora io vi invito a telefonare qualora siate anche voi vittima o comunque abbiate avuto un problema di questo tipo, per raccontarmi quella che è la vostra esperienza magari con gli amministratori di condominio, se avete ancora problemi con loro, che tipo di azione avete fatto, perché in questi casi io consiglio sempre di non aspettare. L'attesa porta semplicemente ad aggravare una problematica che c'è già e che aumenterà, è chiaro questo. Cioè, l'attesa, signori, non è mai un qualcosa di positivo. L'attesa porta sempre ad aggravare un problema che c'è già, quindi bisogna intervenire in modo perentorio, senza bisogno di attendere troppo. Bisogna scrivere, bisogna agire, bisogna contestare se c'è stata qualche azione, qualche comportamento omissivo da parte dell'amministratore di condominio. Ne va della nostra vita, perché vivere in un ambiente, in una casa in cui non vengono fatti i lavori, ci sono problemi con l'amministratore, non è corretto. Allora vi lascio ancora il numero per chiamarci, se volete, 02 92 94 7222, per telefonarmi in diretta e raccontarvi se volete la vostra esperienza professionale. Devo dire che è un peccato perché sicuramente il contenzioso in questi ambiti spiace, perché magari ti trovi a dover difendere uno o due condomini, ma nello stesso tempo fai un lavoro un po' per tutti, perché non è che in questi casi è semplicemente una difesa del condomino che stai assistendo, è una difesa indirettamente di tutto il complesso, perché tu svolgi una funzione anche per altri. Mi è capitato recentemente di intervenire in un'assemblea condominiale per il tramite di una persona che mi ha incaricato e di subire diverse contestazioni da parte di alcuni condomini che mi avevano visto come l'avvocato che voleva creare chissà quale scompiglio. Invece non era affatto così. Io volevo semplicemente intervenire per salvaguardare i diritti, chiaramente della persona che mi ha pagato e rappresentavo, ma indirettamente anche di tutti, perché l'amministratore ci avevamo resi conto che purtroppo aveva commesso delle gravi violazioni. Pertanto era necessario intervenire decisamente nel corso di un'assemblea per contestare allo stesso amministratore tutta una serie fatti, atti che ha omesso e che ha sbagliato a compiere. Quindi capite bene che sono cose delicate, sono equilibri anche sociali, non solo giuridici, perché poi quando entri
magari in una situazione in cui ovviamente tutti magari hanno paura, no? Comunque timore di un contenzioso, vedono un avvocato e dicono aiuto, questo ci porta in causa. Non è così, perché ribadisco, l'intento deve essere univoco, l'intento deve essere quello di manifestare un disappunto, che poi potrebbe anche concretizzarsi non solo in un disappunto, ma in un'azione legale, per cercare di salvaguardare quello che è l'ambiente condominiale, il condominio stesso. Quindi, signori, queste procedure sono in aumento, è inutile girarci intorno. Noi lo stiamo vedendo tanto, anche perché essendo tanto anche sui social, insomma, sulla radio, tanti ci chiamano per queste cose. Quindi dobbiamo constatare appunto questo tipo di cosa. Quindi che cosa fare? Innanzitutto ribadisco, e sempre lo dico, fidatevi di un professionista incaricato da rappresentarvi. È un costo sicuramente, però diciamo così, togliete un problema, perché voi dovete magari fare altro, cioè ognuno di noi è specializzato e lavora. Se la nostra mente è occupata in pensieri che non sono quelli del nostro lavoro, ne va della qualità dello stesso, quindi è meglio corrispondere a un professionista l'incarico, affidare al professionista l'incarico, scusate, e corrispondergli un mandato professionale per farvi assistere e farvi rappresentare e difendervi. Ne va, ripeto, della vostra appunto condizione di vita stessa, perché il condominio e la casa sono sacre. Quindi adesso vi rilascio ancora il numero 02 92 94 6222, chiamateci in diretta, mi fa nient'altro che piacere. Abbiamo avuto telefonate praticamente da tutta Italia e anche da tutta Europa, perché ci hanno chiamato dalla Spagna, da chissà quale parti d'Europa. Quindi invito tutti a chiamarmi e a, tra virgolette, anche pormi domande che esulano dai temi che sto trattando adesso, quindi cercherò di rispondere tutto. Quindi abbiamo parlato in questa fase di come riuscire a risolvere i problemi condominiali, e ve l'ho detto, non è che c'è tanto da fare, bisogna scrivere all'amministratore, bisogna contestargli eventuali omissioni che ha compiuto. Sperare che il tempo o comunque il silenzio faccia risolvere i problemi non è così, perché questi problemi, come ho detto, aumenteranno. Se l'amministratore è incapace, non fate nulla, non farà altro che peggiorare la situazione. Di certo non la migliora non facendo niente, capite? Quindi è importante essere perentori su quello, ok? Quindi sicuramente il prendere contatti con un professionista, rappresentargli la vicenda, far scrivere una PEC lo stesso, una diffida, sicuramente fa approcciare l'amministratore diciamo, ai problemi in un modo diverso, ok? Quindi vi invito a non tentennare e a fare. Quindi questa è la prima pillola che vi do. Passando invece da un altro argomento che abbiamo voluto approfondire, vi voglio parlare delle cartelle esattoriali, perché mi è capitato questo perché io ho diversi incarichi, uno di questi come esperto negoziatore della crisi d'impresa. È un istituto nuovo che hanno introdotto. Cosa serve? Serve innanzitutto a far sì che un'impresa in particolare e un imprenditore possa attraverso questo istituto risollevare la propria situazione patrimoniale, debitoria della società, avvalendosi di questo istituto. Perché dico questo? Perché il 90% delle aziende italiane, delle imprese, dovete sapere che ha problemi con il fisco. Quindi ci sono debiti con l'INPS e debiti con l'Agenzia delle Entrate o Agenzia della Riscossione. Guardate, posso dirlo statisticamente quasi il 100%. Ora, che sia il creditore principale, questo io non lo so, perché è diverso, ma la situazione è sicuramente critica. Con questo istituto potreste risparmiare, potreste avere dei piani di azionati con l'Agenzia della Riscossione, con il fisco, con l'INPS, perché attraverso questo istituto avrete una trattativa che potrete, attraverso l'esperto negoziatore, instaurare con l'ente creditore, in questo caso lo Stato, Agenzia delle Entrate, Agenzia della Riscossione. Quindi è una procedura che costa un pochettino, però vi consente di innanzitutto bloccare il contenzioso, bloccare azioni esecutive da parte dell'INPS, dell'Agenzia di Riscossione, e intavolare questo tipo di trattativa
che secondo me è molto importante, perché ribadisco, quando una società ha problemi di liquidità, difficilmente si risolvono se hai nel contempo anche procedimenti esattoriali, cartelle esattoriali, c'è il rischio che l'azienda poi vada in fallimento o chiuda. Con questo istituto si potrebbe risanare, ed è questo il fine dell'istituto, risanare la situazione patrimoniale della società e farla tornare in bonis, ok? Permettere alla società di tornare in bonis con questa trattativa che viene instaurata con i creditori, ok? I creditori, che è lo Stato, possono essere, saranno contattati. Intanto sto guardando che sta ancora piovendo, giusto per non farci mancare nulla ancora, stavo dicendo, potresti instaurare questa trattativa e far sì che ci sia un accordo appunto che vi permette di togliere magari parte dei debiti, dilazionarli, togliere gli interessi, diminuire le sanzioni. Si parla tanto di rottamazione, ma questo istituto non è una rottamazione, ma consente sicuramente un piano privilegiato per giungere a una trattativa per far sì che ci sia appunto la possibilità di tornare in bonus. Questo è quello che insomma, stiamo vedendo adesso. L'istituto sta prendendo vigore, perché evidentemente tanti imprenditori cominciano a farlo anche su consiglio dei commercialisti e dei propri consulenti, e quindi questo è quello che sto vedendo, no? Quindi sicuramente è qualcosa da tenere in considerazione. Rilascio ancora il numero, dai, chiamateci, ci fa piacere, 0292 94 7222 per chiamarci e partecipare e fare domande in diretta e permettervi ovviamente di così togliervi qualche sassolino se avete dei dubbi su qualsiasi ambito. Vi voglio parlare anche contemporaneamente a questa procedura, anche a un problema che sto vedendo molto spesso, che è la pubblica amministrazione che non risponde alle richieste che fa il contribuente. L'altro giorno, proprio a radio, mentre stavo in macchina guidando, sentivo una trasmissione e hanno sviscerato un numero che mi ha lasciato perplesso. Pensate che, intanto mi tolgo la giacca, pensate che 38.000 italiani l'anno scorso hanno fatto causa alla pubblica amministrazione, ma non per togliere dei debiti, ma per farsi rispondere, cioè udite udite, cioè la pubblica amministrazione non risponde al contribuente. Quindi 38.000 persone, se non erro questo numero, che è tantissimo, hanno fatto causa alla PA per avere non ragione, per avere le informazioni, che è una cosa di Massimo, scusami se incredibile. ti interrompo, c'è una Sì, chiamata. sì, prego. Buonasera, con chi parlo? Da dove? Buonasera, sono Cesare da Treviso. Piacere. Prego, Cesare. Posso Dica. parlare del condominio oppure perché sta trattando un altro argomento? No, può trattare assolutamente del condominio, mi dica. Ecco, nel mio condominio è composto da 3 edifici. Sì. E uno di questi non è interessato. Stiamo facendo dei lavori e con l'occasione si vuole cambiare il colore delle facciate, che è un intervento di estetica e quindi deve riguardare tutti i condomini. Il condominio che non è interessato ai lavori è stato escluso dal pagamento, dal conteggio. Sì. Però gli è stato permesso di votare. Ecco, questo è possibile questo, che può votare, dire sì, cambiamo colore, quale colore, però non partecipa alla spesa. Ecco, scusi, giusto un chiarimento, ma mi spiega Sì. come mai non era interessato, se era parte del condominio? Se ha votato deve essere parte anche lui della decisione, questo stride, questa Sì, cosa. ma non è interessato al cambio colore in quanto non, ha già un colore che non deve essere cambiato. Va bene, perfetto. Quindi... Adesso le vado a rispondere. C'è altro? No, è questo, se è possibile votare e non partecipare alla spesa. Sì, adesso le rispondo subito e ci richiami ancora. Grazie della telefonata, Va presto, bene. buona serata. Grazie a lei. Grazie. A lei. Allora, interessante questa domanda, no? Chiaramente
ci sono determinate condizioni attraverso le quali un condomino, scusate, può astenersi, no, da compiere determinate delibere. Nel caso di specie bisogna subito dire una cosa: la delibera purtroppo, se non è stata impugnata nei termini, è già un vizio, nel senso che sapete bene che le delibere assembleari debbono essere impugnate entro 30 giorni dalla data in cui si è tenuta l'assemblea, e non solo si è tenuta l'assemblea, decorrente dal momento in cui il verbale è stato notificato ai condomini. Se questa impugnazione non è avvenuta, siamo già abbiamo già un problema, c'è un vizio eventualmente di contestazione, perché le persone che vogliono impugnare la decisione non possono farlo. Quindi questo è già un elemento fondamentale, no? Quindi una volta che la delibera è passata e possono votare ovviamente anche loro, questa è la seconda domanda che mi è stata fatta, ovvero si possono votare anche chi si astiene? Certo che sì, perché se fanno parte del condominio, tutti del condominio, per il diritto appunto di solidarietà e delle quote dei millesimi di proprietà, hanno il diritto di votare, anche se una delibera non tocca direttamente a loro. Immaginiamo, no, un grande condominio nel quale ci sono diversi box automatizzati, magari un momento in cui vengono deliberate le spese di manutenzione di un box, anche se questo box non utilizza una parte del condominio, tutti sono tenuti a votare per quella delibera, e così è stato per il vostro caso di specie. Quindi la delibera apparentemente sembrerebbe corretta, bisognerebbe analizzare il verbale, bisognerebbe vedere come è stata strutturata la delibera, per eventualmente, qualora riteneste che ci fossero delle violazioni, impugnare la delibera. Ricordatevi, entro 30 giorni. Quindi quello che vi ho detto è, come ho detto prima, attenzione ai termini, attenzione a non aspettare, perché una volta che la delibera poi passa, nel caso che se ne fa una successiva, anche attinente come argomento a quella posta precedentemente, se non si è impugnata quella prima e si fa causa, il condominio eccepirebbe proprio questo, direbbe, il condominio, sto dicendo l'amministratore, eccepirebbe proprio questo, direbbe: caro condomino, perché tu adesso ti sei svegliato, mi passi il termine, passatemi diciamo così, il termine poco giuridico per farvi capire, come mai tu condomino ti sei svegliato adesso e impugni questa delibera quando invece ce n'è stata una precedente, magari un pochettino più importante, e non lo hai fatto? È questo che dicevo prima. Quindi sono cose molto delicate, poi lì scatta tutto il bonus facciate, c'è un discorso fiscale ma non entriamo in merito. Quindi io credo di aver risposto, spero di aver risposto in modo chiaro. Qualora non fosse chiaro, ci scriva, mi può contattare su internet, basta che metta avvocato Leonardi Massimo, studio legale direttissimo, e compariamo noi, ci scriva, eventualmente possiamo analizzare diciamo così, un pochettino più dettagliatamente, no, la questione. Però vedete, queste domande mi piacciono perché non sono altro che lo specchio di quello che sta succedendo. Vedete come il condominio è un qualcosa che davvero interessa a tutti, perché io lo dico a volte per scherzo con i miei clienti, mi è passata la voglia di comprare la casa, perché con tutti i problemi che sto sentendo sul condominio, un'altra cosa che dovete fare quando comprate l'abitazione è guardare bene la struttura del condominio stesso. Sembra una sciocchezza, ma non è così, perché comunque alla fine sono problemi che vanno affrontati a riunioni condominiali, alla sera. Massimo, problemi, scusami se ti interrompo, dovremmo fare la sì. pausa. Pausa, a dopo. Grazie Sveva. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Massimo di nuovo a te la linea e c'è anche l'avvocato Collovati in linea, in attesa. Se c'era appisolata, Celeste, ti eri appisolata? Eccomi, buon risveglio. Eccola, Ciao Celeste a Collovati si era tutti. appisolata, visto il tempo. Ma Lei certo, è solita oggi è schiacciare un pisolino dalle quote, questa volta c'era la diretta. come i bambini, io faccio Sì, vabbè, ma noi quotidiano. poverini. È tanto Magari, stanca. Tanto Magari. stanca, ma tanto so che c'è l'avvocato Leonardi a pensare Esatto, alle bravissima. nostre cose, capito? Ragazzi, Hai visto che bella giornata? Sta buonasera. ancora piovendo, avvocato Collovati. Hai visto che è contenta? È contenta che piove? Sì, a me piace la pioggia. Infatti, ovviamente. noi siamo tutti contenti quando piove. Sono cupa come la pioggia. Perché poi No. Milano, quando piove, è molto vivibile, no? Ci sono le strade che funzionano bene. Il nostro sindaco, Sì, cioè, puoi andare via liscia proprio con la pioggia, certo. cioè il come no. nostro sindaco sta Infatti, tenendo pensate Milano bene come, che non so come dire, nonostante il siamo in nostro fascia umore protetta ancora. Nonostante il nostro pessimo umore, dato che siamo meteoropatici, l'avvocato Leonardi ed io, soprattutto l'avvocato Leonardi, ci Sì. prodighiamo per fare una puntata per darvi come sempre delle pillole interessanti. Però ho visto che per ora c'è stata solo una chiamata e questa Però è cosa interessante, sul condominio, Celeste, molto, un molto condominio. interessante, certo. Però insistiamo affinché voi ci chiamiate, perché come sapete sono preziose le vostre chiamate, non lo state facendo. Quindi ci toccherà poi chiudere prima la trasmissione, cosa che non ci fa piacere. Se invece vediamo riscontri da parte vostra, riusciamo a tenere viva l'attenzione. Abbiamo visto, Celeste, che scusa se ti interrompo, ma il condominio è un argomento che tira sempre, perché i problemi ci sono, quindi Certo. invitiamo a contattarci su questo. Questo sicuramente. Condominio, ma non solo, stavi appunto prima della chiamata, in realtà stavi affrontando un argomento che tu sai, purtroppo affrontiamo ogni giorno, quello delle cartelle, sia provenienti dall'Agenzia delle Entrate, sia provenienti dall'INPS. E come sai, sono sempre di più le cartelle. Adesso poi non sempre sono cartelle, possono essere anche solo provvedimenti che INPS manda. E come giustamente dicevi tu, il problema è che bisogna muoversi subito, quindi non avere paura di andare dall'avvocato, perché il provvedimento va impugnato subito. Ci sono dei termini, quindi non si può temporeggiare, e soprattutto diciamo che le motivazioni per impugnarlo possono essere varie, possono essere motivazioni di forma, motivazioni di merito. Se anche il merito, magari non ci viene incontro, non riusciamo a trovare un'argomentazione adeguata, comunque spesso con la forma ce la caviamo, in quanto spesso le motivazioni sono inadeguate, sono poco chiare, sono confusionarie, facciamo fatica anche noi a avere chiarezza su quella che è l'oggetto del provvedimento. Che tipo di debito è, anche perché ci sono tantissimi debiti, non sempre hanno ad oggetto errori di calcoli. I debiti possono avere ad oggetto, per esempio, il superamento dei limiti di reddito tra reversibilità e pensione ordinaria, pensione di vecchiaia, diciamo, che hanno superato i limiti previsti dalla legge, o possono avere ad oggetto invece prestazioni assistenziali tipo l'invalidità,
l'accompagnamento, insomma tutte quelle che sono le prestazioni che vengono concesse a chi ha bisogno, a chi ha determinati requisiti. Giusto. Non sempre, cioè la regola generale che io tendo sempre a ricordare ai nostri clienti, insomma ai nostri assistiti, è che l'importante è mettere a conoscenza sempre l'INPS dei propri redditi, della propria situazione patrimoniale, ricordando che tutto fa reddito, anche i redditi da fabbricati, oltre che i redditi da lavoro, i redditi appunto da pensione. E se si mette a conoscenza l'INPS dei propri redditi, quindi non si dà per scontato che sia l'Agenzia delle Entrate a farlo, ma come tu ben sai, Max, deve essere il contribuente, il pensionato che se ne occupa. Scusa Ceste, posso dirti Allora, una cosa? Ti interrompo brevemente. Ricordiamo sempre, diamo una buona notizia, che c'è sempre quella Cassazione, quel principio cardine per il quale, insomma, se il contribuente e il pensionato non agisce con dolo, c'è la possibilità sempre di impugnare poi il provvedimento. Solo questa piccola cosa. L'importante è che non abbia dolo, ci stavo arrivando per dire, cioè l'importante è che abbia sempre informato l'INPS della sua situazione patrimoniale, della variazione, dell'aumento della patrimonio, ma se l'ha fatto si può assolutamente evocare questa sentenza che tu giustamente hai ricordato. Se non l'ha fatto già insomma ci sono più problemi, però in realtà poi sono tante le argomentazioni che ci vengono in aiuto, Certo. c'è la buona fede del percipiente, c'è il legittimo affidamento di aver, specialmente per le prestazioni assistenziali, insomma gli argomenti sono tanti, quindi cioè, il mio consiglio è non davvero, io e il collega Leonardi insistiamo, ma perché comunque spesso questi provvedimenti hanno ad oggetto delle cifre importanti e io dico perché sicuro. doverle lasciare all'ente quando in realtà si può tranquillamente impugnare. Certo, poi chiaro che l'esito non è scontato, l'esito di accettazione del ricorso, di accoglimento, però dato che abbiamo anche lo strumento della fase amministrativa che ci permette appunto di non andare subito dal giudice, utilizziamolo questo strumento e così pure diciamo che con la pubblica amministrazione, contro la pubblica amministrazione abbiamo anche strumenti quali l'accesso agli atti, per esempio, che è diciamo appunto una sorta di diffida molto tecnica e molto dettagliata, dove si può chiedere spiegazioni oltre che documentazione relativa a una determinata pensione, a una determinata posizione previdenziale, così da dare diciamo all'INPS l'onere della prova di appunto esibire documenti personali che magari noi non abbiamo o non sono stati rilasciati e che possono essere importanti per contestare magari una determinata situazione, vero Max? Assolutamente sì. No, ma allora, sono tanti gli strumenti che abbiamo e bisogna usarli contro l'INPS, contro agenzie, cioè insomma per far valere le nostre ragioni agli enti previdenziali, ecco, anche casse private. Vediamo che tante volte, no, cioè, devo dire che sta cambiando finalmente un po' anche l'atteggiamento da parte delle persone, nel senso, come dicevo prima, cioè le persone devono prendere coscienza del fatto che occorre agire e reagire, no? Tempestivamente, non passivamente, cioè non bisogna subire. Perché uno pensa la pubblica amministrazione ha ragione, non posso fare nulla. È sbagliato questo atteggiamento, si può fare tanto anche contro la pubblica amministrazione e noi ci battiamo sempre per questo anche. Assolutamente, come dici tu, chi non agisce o agisce magari all'ultimo o insomma rischia proprio poi di avere conseguenze ancora più, come dire, gravi. E soprattutto magari, cioè veramente per la paura di andare da un avvocato o di spendere anche dei soldi, poi ne spende il doppio di fatto. E quindi cioè, non fatevi intimorire da questa, oppure per la paura di dover far causa, cioè purtroppo io capisco che le cause non invoglino, perché sono comunque tempi lunghi, a parte il fatto che ricordiamo che i procedimenti, per fortuna, i procedimenti previdenziali seguono il rito del lavoro, quindi sono anche abbastanza veloci, specialmente nei tribunali delle grandi città italiane. Però, scusa Ceste, ti faccio una domanda un po' da avvocato del diavolo. Secondo te è meglio, tra virgolette, avere la preoccupazione di fare la causa
oppure viceversa avere la preoccupazione perenne di aver subito un maltorto? Questa è la domanda che io ti pongo, di cui so già la Allora, risposta. secondo la mia, io mi baso ovviamente sul buon senso e l'esperienza che abbiamo, direi che è assolutamente bene far valere le ingiustizie, quindi Appunto, dico, attivarsi, prodigarsi per una azione che, come abbiamo appena detto, non necessariamente deve essere subito una causa, anche perché ricordiamo che l'INPS, adesso io parlo dell'INPS, ma poi ovviamente ci riferiamo agli enti amministrativi in generale, anche altre casse private, di solito hanno sempre un tempo abbastanza lungo per poter far valere quelle che loro ritengono le loro ragioni. Mi spiego, cioè purtroppo, cari signori, non è detto che vi mandino solo un provvedimento. Se non sistemate la questione, potrebbero, per esempio nel caso specifico dell'INPS, i tempi di prescrizione sono molto lunghi, arrivano fino ai 10 anni. Quindi se poi non sistemate la situazione, rischiate di, come appunto abbiamo appena detto, protrarre inutilmente l'ingiustizia e avere numerosi debiti. Noi abbiamo persone che hanno ricevuto questi provvedimenti anche 5-6 alla volta nel corso degli anni, magari anche dopo 6 anni, dove peraltro ricostruire la vicenda non è neanche poi così immediato. Soprattutto questi provvedimenti arrivano anche per esempio per, a detta loro, omissioni contributive. Abbiamo avuto dei provvedimenti di società che hanno ricevuto appunto queste notifiche dall'INPS, società che per le quali però avevano versato questi contributi. In realtà a loro detta non era così. Abbiamo dimostrato che con ricevute, con documenti, quindi conservate sempre tutti i documenti del versamento dei contributi, per esempio, anche oltre la data possibile, conservateli in un cassetto e sarete tranquilli, perché in questo modo, dimostrando all'ente la fattività, cioè l'aver fatto quello che bisogna fare, cioè versare i contributi, certamente dimostrandolo con un'azione, con un ricorso, potrete avere appunto l'annullamento di questo debito. Però non fermatevi, cioè al primo provvedimento andate da un avvocato, e specialmente che sia esperto. Anche se avete un dubbio su un possibile errore di calcolo, non state a fare i calcoli voi, cioè questa è la mia personale opinione, ovviamente. Massimo. Poi io consiglio di andare sempre a un esperto, perché come tu ben sai, a ognuno il suo lavoro, l'hai detto anche tu prima, all'inizio della puntata. Cioè, ognuno deve fare il suo lavoro, esiste il consulente, noi per esempio abbiamo un paio di consulenti che lavorano con noi, ognuno ha la sua competenza anche, no? Lavorando in team con dei consulenti, noi abbiamo la possibilità anche di far fare delle verifiche. Abbiamo fatto puntate intere spiegando voi che, diciamo, anticipare e cogliere all'inizio il problema è sempre meglio che tentennare, anche perché, mi spiace dirlo Massimo, e tu lo sai bene, purtroppo ci sono dei casi dove magari la persona si è rivolta a un'associazione che magari insomma si occupava di previdenza, ma non in maniera così dettagliata, non con un avvocato che conosce le leggi fino in fondo, magari un patronato che fa cose più in generale, e si sono presentati poi purtroppo a noi con, diciamo, dei problemi che si sono perpetrati nel tempo. Quindi, anziché, purtroppo, cioè, insomma, ma questo lo penso in generale anche per, diciamo, altri ambiti. Io penso che bisogna subito aggredire il problema e andare da uno specialista. Questa è la mia personale opinione. E questo vale anche, come dicevi tu prima, nei condomini. Chiaramente non pensiate che quando dico aggredire, cioè è ovvio che anche per esempio in condominio non è che si intende dover subito sfilare l'ascia di guerra, cioè si può tranquillamente dialogare, mandare anche diffide da toni diretti e concisi, ma senza dover fare necessariamente delle polemiche. Ovvio che tutto ha un costo. Questo è chiaro, che se voi vi rivolgete a un avvocato o comunque una persona esperta nella materia che ha studiato per anni, però insomma i costi valgono la pena, piuttosto che avere dopo
problemi lunghi, lungaggini, ma noi ve lo diciamo perché ci basiamo appunto su dei casi pratici, sull'esperienza che abbiamo visto, no? In anni di lavoro, giusto Max? Assolutamente, Condividi? So che certo, condividi. volevo dirti che sul discorso di prima, passando un po' anche al discorso condominiale, perché è tutto intrecciato e Certo. simile, cioè il fatto di non sì. intervenire in modo tempestivo vi preclude poi anche nel proseguo l'attività. Prima il signore gli faceva la domanda della delibera e purtroppo io gli ho risposto subito che se la delibera non viene impugnata entro 30 giorni, poi hai voglia di impugnare quella dopo, ti può essere contestato un po' come sull'INPS, no? Se ti arriva un avviso di addebito, te ne arriveranno degli altri dopo e sono correlati a quello lì. Se non la tempestività gioca a vostro favore, quindi se voi avete 30 giorni per impugnarlo, chiamate appena avete ricevuto, chiamate il giorno dopo. Cioè bisogna coglierle proprio sul nascere queste problematiche. Il consiglio è questo, anche perché poi appunto anche in condominio perlomeno alle prime avvisaglie potreste tranquillamente appunto rivolgervi a un avvocato, anche farvi dare un parere per esempio, perché mi piace, ne parlavamo l'altro giorno, mi piace pensare che gli avvocati esistano ancora appunto non solo per fare guerra nei tribunali, ma anche per fungere da intermediari tra le persone che possano portare insomma della pace e possano dare anche dei pareri pratici magari su una questione condominiale che giustamente una persona che non fa questo lavoro non conosce tutte le leggi, le giurisprudenze, anche perché come tu ben sai Max qui continuano a evolvere, ci sono cassazioni una dopo l'altra che ovviamente esigono attenzione quotidiana. Magari vi ritrovate ad avere lo stesso caso che si è verificato è già stato appunto discusso dalla Cassazione e deciso. Quindi pareri, spiegazioni, chiaramente facendo intervenire l'avvocato, ripeto, in toni pacati e non necessariamente polemici, è sicuramente un aiuto per dirimere sul nascere quelle che possono essere delle possibili future controversie. Io non mi stancherò mai di dirlo, Massimo, lo sai. Penso che un po' su tutti i campi del diritto, ecco, si possa applicare questa, no? Per esempio, mi viene da pensare che abbiamo un cliente di cui ovviamente non facciamo nomi, che lui, per esempio, dovendo fare una comunione, dovendo fare richiedere una divisione di un bene, di una comunione, non era lui chissà in quale polemica, eccetera, ma lui ha preferito ovviamente portare avanti che portassimo avanti noi la questione, scrivendo una diffida dai toni anche tranquilli, cioè non è che bisogna appunto litigare subito, per poter addivenire ad un accordo di divisione tra i vari eredi, dove magari ci si comprende meglio tra avvocati e tra persone. E infatti che è fanno arrivata lo stesso subito quella lavoro. risposta che lui aspettava. Assolutamente. Esatto, E infatti è arrivata subito quella risposta che lui aspettava da mesi e noi ci è andata dopo 3 o 4 giorni. Assolutamente, insomma, io penso che sia sempre conveniente, certo con una spesa, ma è normale perché voglio dire, al mondo tutto costa, anche l'attività degli avvocati, con una spesa, ma guarda, io ti dico anche sul diritto del lavoro, come tu ben sai, io lo faccio, no? Un po', anche lì, magari proprio una settimana fa mi è capitato di chiudere anche lì, non in giudizio, ma prima con una trattativa, un negozio, un titolare un po' in difficoltà, abbiamo evitato la causa, il mio era il lavoratore assistito, abbiamo evitato la causa perché dialogando sono intervenuta io e si è fatta una trattativa, voglio dire. Cioè, io lo dico da mesi, da anni, cioè l'avvocato, come molti invece pensano, non è solo l'avvocato davanti al giudice nelle aule dei tribunali, cioè lo è anche, ovviamente noi abbiamo tantissime cause, ma ci sono tutte, cioè se appunto se siete tempestivi e andate subito da un professionista potreste anche evitare una situazione del genere, ecco, perché appunto specialmente ormai negli ultimi 10-15 anni tramite gli strumenti alternativi di risoluzione, tramite anche la mediazione, la negoziazione, ci hanno appunto permesso di poter, passami il termine, cioè
evitare, dialogando con le nostre controparti, di poter perlomeno cercare di evitare quella che è appunto un giudizio vero e proprio, che ripeto, poi non è che il giudizio sia buttarsi nelle fiamme, lanciarsi nelle fiamme, a volte è indispensabile, però capisco anche che magari non tutti vogliano, insomma, affrontarlo. Quando è indispensabile, un avvocato onesto ve lo dice, ovviamente. Però Certo. prima, ripeto, ci sono tutte queste fasi antecedenti, specialmente con gli enti amministrativi, che permettono appunto una possibilità di chiudere stragiudizialmente la questione. Quindi io invito sempre a essere tempestivi, non abbiate timore, signori. Ecco, dato che l'altro giorno Sveva è stata così carina, mi ha chiesto di ripetere la mail per i nostri ascoltatori. Giusto, perché esatto, la nostra mail è un po' difficile, tutte le volte anch'io mi sbaglio. Cioè, vai ma tu, infatti Cele, vai io vi dirò, vi do questa che poi è direttamente quella del nostro studio, che tanto brava, voglio sì. dire è la medesima, cioè nel senso va bene ugualmente, che è studio legale, semplicemente tutto attaccato, @dirittissimo wts.com. Potete trovarci qui, oppure appunto potete chiamare sicuramente anche la regia che ci farà presente ci chi ha girerà chiamato. Però esatto. se volete assolutamente scrivete anche a questa mail, vi rispondiamo il prima possibile, magari appunto fissando un incontro se si riesce. Ricordiamo, Max, che noi lavoriamo un po' in tutta Italia perché riusciamo a fare anche videochiamate. Certo, ma poi soprattutto devo dire che online. abbiamo tanti difetti, come tutti ci sono avvocati molto più bravi di noi, ma forse un pregio ce lo riconosciamo, ovvero cercare, ovviamente compatibilmente, di essere tempestivi. Già quello abbiamo visto che viene riconosciuto in modo positivo, cioè Sì, dare appunto, subito un riscontro, perché la come gente dicevamo a volte è disperata, Celeste, viene da noi che pratiche, magari da me... che magari un giudizio comporta un po' più di tempo, però appunto se c'è da scrivere un accesso agli atti, una lettera, un parerino, noi sicuramente cerchiamo di essere tempestivi, certo, un po' in tutto, assolutamente. E io volevo fare un ringraziamento, già che ci sono in questi ultimi minuti, a Massimo, perché sicuramente Massimo, che lavora tantissimo come tutti noi, ma forse anche di più, nonostante tutti i suoi impegni, Ma chi è sia Massimo, di scusami? avvocato che di commercialista, perché Ma chi è ricordiamo che lui ha Massimo? anche il doppio titolo, riesce sempre a, come dire, essere presente anche per voi radioascoltatori, per Radio Libertà, quindi dobbiamo vi prego, chiudere, da Sveva mi casa dice. o dalla macchina, un applauso all'avvocato Ma dai, Leonardi, Celeste, mi perché metti in è imbarazzo. prezioso. Dobbiamo chiudere, No, Sveva mi dice. è la verità, lo sai. Grazie, Cele. È la verità. Lui lavora Il piacere e veramente, l'onore è tutto mio di poter lavorare signori, con non te. è perché è un amico oltre che un collega, ma lavora giorno e notte, e veramente avere una persona come lui è preziosissimo, quindi sappiatelo, ecco, ci tenevo. Dai, Cele, grazie a te. Un grande bacione, grazie a te del supporto, grazie a Sveva, a tutti, ci sentiamo giovedì prossimo. Assolutamente, grazie a voi, buona serata a tutti. Ciao, baci, abbracci. Avete ascoltato L'Avvocato risponde.